Neia De Giovanni, direttrice artistica del festival, cosa significa oggi portare un evento di questa portata a Nuoro? Significa tanto anche perché abbiamo iniziato l'anno scorso per il centenario della madre, che come tutti voi sapete è ambientata a Lollove, quindi quest'anno è la seconda edizione e abbiamo avuto proprio come riconoscimento del nostro impegno culturale sul territorio un regalo veramente inaspettato e molto molto gradito, cioè la medaglia del Capo dello Stato come riconoscimento appunto del valore culturale del nostro festival, che ricorda ai nostri amici sarà dal 16 al 18 di luglio, quindi 2 giornate e mezzo con 11 scrittori e scrittrici e tante novità all'Olove. 150 anni di Grazia Deledda, cosa significano per lei? E cosa significa per tutti noi? Direi che è una bellissima ricorrenza. Abbiamo iniziato, come dicevo, l'anno scorso con 100 anni della madre e quest'anno continuiamo con i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, anzi direi che probabilmente il festival è un'apripista di queste bellissime manifestazioni, perché credo che sia proprio il primo grosso evento in anticipo alla festa che si farà sicuramente il giorno della nascita di Grazia Deledda, il 27 o 28 settembre. Anche qui c'è tutto un enigma da svelare, però ne riparleremo.